Claudio Sinigaglia, al termine del Consiglio straordinario si discuterà, verrà presentato anche il testo della risoluzione delle opposizioni, ma che vede in prima fila il Partito Democratico, con le proposte concrete per far uscire la sanità veneta da questa crisi. Cosa proponete e nel dettaglio come questa sanità deve andare avanti? Sì, in effetti il nostro è stata la richiesta di un consiglio straordinario non solo per capire l'entità del disavanzo, ma anche per formulare delle proposte per il futuro della sanità. In primo luogo, ma questo lo stiamo ribadendo da anni ormai, serve un nuovo piano sociosanitario, perché è cambiata, si è trasformata completamente la situazione, la popolazione esistente, ma c'è bisogno di intervenire sulla rete ospedaliera, c'è bisogno di intervenire sul sistema dell'assistenza nella nostra regione, bisogna farlo in termini innovativi e attuali, altrimenti si creano delle discriminazioni nella nostra regione. Allora è necessario un piano, abbiamo chiesto che questo piano venga presentato entro fine anno, entro dicembre 2010, per poi essere approvato entro metà del 2011. È la programmazione che serve per dare una risposta equa a tutta la cittadinanza, altrimenti vincono gli interessi più forti, vincono gli interessi della politica, dove magari non si chiudono gli ospedali, si fanno degli sprechi, eccetera. Quindi una programmazione seria, altrimenti salta il modello veneto, che è il modello dell'integrazione, che è il modello della continuità della cura, che è il modello della presa in carico della persona nel momento in cui è ammalato, nel momento in cui deve subire un ricovero, nel momento in cui è nella cronicità. Poi abbiamo chiesto un'ispezione sui project che stiamo già facendo, ma che vorremmo portare avanti cercando di capire se è lo strumento adatto per investire, per costruire nella sanità. E ancora abbiamo chiesto l'investimento importante per quello che è la priorità della nostra regione, la non autosufficienza, il fondo della non autosufficienza, altri 300 milioni, in modo tale da dare risposta ai tanti anziani che hanno bisogno appunto di attenzioni e hanno bisogno di essere presi in carico assieme alle persone disabili. Ecco, queste sono le principali richieste che abbiamo fatto, attendiamo risposta. Purtroppo nessuna risposta ci è stata data, non ci è stata data nessuna risposta in termini di disavanzo, nessuno ha ancora capito quant'è questo disavanzo e nessuno ci ha dato risposte, indicazioni e prospettive sulle richieste che abbiamo fatto, e questo veramente è un grosso guaio dal punto di vista politico. Noi continueremo a denunciare questa mancanza di risposte.